Festa del non lavoro, protesta ai piedi del Tempio di Ercole degli operatori del turismo e dello spettacolo. Musumeci chiede di abbassare il target e procedere alle vaccinazioni degli under 60, Ravanusa in zona rossa. Mentre la figlia denuncia i suoi stupratori, il padre li difende accusando la figlia di essere ubriaca. Calcio, l'Akragas pareggia con il Misilmeri. Basket, la Fortitudo batte Varese, si piazza al secondo posto e punta sui play-off. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della protesta degli operatori del turismo e dello spettacolo ad Agrigento di fronte al Tempio di Ercole. Il 1° maggio è stata la festa del non lavoro. Arturo Cantella. Un 1° maggio di protesta è stato quello organizzato ad Agrigento, al posto di ristoro in piena Valle dei Templi, dagli operatori dello spettacolo, della cultura e del turismo. Ampia la partecipazione di artisti agrigentini che hanno voluto dare il loro contributo e ribadire come da oltre un anno le attività sono bloccate per via del Covid-19. Con l'occasione un forte appello è stato lanciato ai nostri amministratori al fine di consentire, nel rispetto delle norme di sicurezza, al più presto la riapertura delle attività lavorative. Sì, oggi siamo qui a sensibilizzare il mondo della politica affinché ci possa stare accanto e possa capire quali sono le esigenze del mondo del turismo e del mondo dello spettacolo. Il lockdown fissato dal governo dalle 22 alle 5 di mattina ci danneggia in maniera ulteriore dopo un anno e mezzo di pandemia, un anno e mezzo di pausa. Pensavamo di ritornare a lavorare, purtroppo questo non potrà succedere perché i nostri spettacoli si svolgono o di sera o all'alba. Difficile fare uno spettacolo al tramonto, per cui siamo qui a sensibilizzare il mondo della politica e a far capire che ci siamo anche noi e noi ci siamo qui perché abbiamo voglia di lavorare e di non creare problemi. Abbiamo dimostrato in questo spazio che il distanziamento sociale, l'utilizzo delle mascherine e tutto ciò che sono le norme anti-Covid, grazie a questo è possibile fare eventi, organizzare manifestazioni e ritornare alla vita quasi normale. Ci riusciamo a capire che in Italia ci sono stati 120.000 morti, ma viva Dio, il turismo e lo spettacolo sono stati chiusi, allora la colpa di chi è? Non certo di noi operatori. Oggi è un giorno importantissimo, doveva essere un giorno di festa per celebrare il 1° maggio, la festa dei lavoratori, invece purtroppo dopo un anno di lockdown questo non è possibile, è quasi un giorno sofferto. Io sono solidale con loro, con i lavoratori in genere, ma principalmente con i lavoratori del mondo dello spettacolo, perché lo spettacolo è cultura e poi anche loro hanno delle capacità impressionanti tali da poter garantire la prevenzione contro un'eventuale pandemia, sanno far rispettare le regole, sanno organizzarsi, sanno programmare, quindi spero che a più presto anche loro possano ripartire. È bellissimo che il 1° maggio, la festa dedicata ai lavoratori, sia dedicata ai lavoratori dello spettacolo che di solito non sono neanche considerati lavoratori, per cui in questo paradosso ci muoviamo con molto ottimismo. Io voglio lasciare un messaggio di ottimismo, di ricordarci che comunque dobbiamo autodeterminarci e fare in modo che questa attenzione per il teatro, per lo spettacolo, in questo momento, a torto o a ragione, per tutto quello che sta nel disordine di tutto, può essere un motivo quando ritorneremo in campo per darci anche noi, come dire, delle motivazioni diverse e ritornare anche noi diversi, perché la gente ci vorrà diversi, non possiamo, dobbiamo approfittare, si approfitta della necessità per farne virtù. Ecco, forse è scontato quello che dico, ma direi che in questo momento abbiamo bisogno anche di slogan, di cose che ci diano tanta fiducia. Sì, anche nelle scuole di danza sono presenti, che anche noi abbiamo subito dei grossissimi danni a causa delle nuove regole del DPCM. Grazie davvero. Sì, siamo qui presenti anche noi. Grazie onorevole Mangiacavallo, grazie mille. Questa bellissima manifestazione di sensibilizzazione. Ma io sono contentissimo che normalmente ad Agrigento le manifestazioni che siano così piene di gente. Qua ho visto ai tempi tutti gli operatori proprio e anche le istituzioni, rappresentanti delle istituzioni, tutti in un unico coro a reclamare quello che praticamente gli spetta loro. È giusto che tutte queste si riparta non solo per l'Italia, non solo per Agrigento, ma per tutte queste attività
spesso fatte con tanti sacrifici che portano tanto alla società in se stessa. Sì, infatti il 1° maggio per me, da quando lo ricordo, è sempre stato un momento dove c'erano concerti, feste, animazione, il 1° maggio col Giovani in Festa. Quest'anno quasi sembrava una giornata di lutto, abbiamo deciso di fare una manifestazione qua con tutti gli artisti della provincia per far sensibilizzare la gente non al fatto che noi vogliamo un lavoro, ma che vorremmo riappropriarci del nostro lavoro, vorremmo che ci fosse data la possibilità di poter svolgere il nostro lavoro, perché gli eventi qua in Sicilia sono il traino dell'economia, del turismo e non possono andare bloccati. Gli albergatori sono legati a noi, i ristoratori, i teatri, i cinema, tutto questo sono la forza della Sicilia e gradiremmo di essere considerati. Assolutamente sì, io ritengo che sia lo spettacolo che l'arte in generale sia assolutamente necessaria per sviluppare una destinazione turistica. Diciamo che una destinazione turistica senza l'attività che fanno questi giovani, i cantanti, gli spettacoli, tutte le programmazioni non ha stimoli, a meno che naturalmente non si voglia fare una vacanza quasi monacale. La gente ha bisogno di vedere non soltanto le bellezze naturalistiche, ma di sapere che c'è una città e che c'è un territorio assolutamente vivo. L'arte, la cultura, lo spettacolo, i cantanti gli eventi sono l'espressione più bella che ci possa essere in un territorio. Vicini a tutta questa Una guida turistica vuole dire la sua, sì, nome e cognome. Salve, io sono Claudio Castiglione, sono vicepresidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi, sono guida turistica e anche noi siamo stati fortissimamente penalizzati da questa situazione. Ci auguriamo pertanto che il governo nazionale, l'attuale governo, possa fornirci i dovuti ristori che sono stati molto scarsi quest'anno a differenza dell'anno scorso e che quantomeno si proceda a una fortissima campagna di vaccinazione che facendo anche appello alla responsabilità dei siciliani possa portarci alla zona gialla e quindi alla riapertura del parco e alla possibilità di riprendere a lavorare. Sì, anch'io perché faccio parte di quella che è l'arte e la cultura per quanto riguarda quella che è l'organizzazione culturale e mi dispiace dire, a parte che ci sono qua tanti artisti, però la cosa più importante è che si parla di intrattenimento, cosa che a me questa parola, la parola un peso, non piace. Noi non intratteniamo nessuno, noi attraverso la cultura e l'arte facciamo cambiamento, trasformazione, creiamo le menti delle future generazioni. Anche io ho ritenuto opportuno cogliere l'invito degli amici ed essere qui oggi per testimoniare questo nostro disagio. Oggi noi siamo una Sicilia, un'Italia che potrebbe riaprire, che è già nel cuore degli americani. Io ieri ho sentito dei tour operator americani con cui io lavoro per capire qual è l'andazzo in questi giorni e oggi gli americani sono pronti a venire, ma siamo noi non pronti a ricevere, che l'immagine che arriva dall'altro lato dell'America, dall'altro lato dell'oceano è di un'Italia non pronta. Quindi gli americani sono vaccinati, noi ancora non lo siamo e quindi questo è grave, gravissimo, temo sinceramente per la stagione a venire. Ci è sembrato giusto e doveroso stare a fianco a queste persone che ci accudiscono e ci aiutano a realizzare al meglio i nostri spettacoli, anche se la Wills Sicilia non è nel mondo dei professionisti del teatro, naturalmente si serve dell'ausilio di queste persone, sono dei professionisti, sono dei padri di famiglia e quindi è giusto aiutarli per come loro fanno con noi. Esatto, è la festa di coloro che non lavorano da 14 mesi. Io parlo in rappresentanza del teatro, ma il teatro non sono solo gli attori o i registi, il teatro sono i tecnici audio, sono i tecnici luci, sono le sarte, è la biglietteria, sono le hostess, è tutto un comparto gigantesco di gente che da 14 mesi non lavora e di fruitori dello spettacolo che da 14 mesi non possono respirare perché
considerando il fatto che purtroppo la nostra categoria, come un po' tutta la categoria che riguarda lo spettacolo in generale, è stata messa da parte, è stata abbandonata, siamo fermi da un anno e passa e tutto ciò ci costringe a relegarci e frenarci in attesa di tempi migliori e far sì che si possa ritornare a lavorare, a gioire, a organizzare quelle bellissime serate, tutte quelle belle feste, anche quelle occasioni di gare musicali, di tutto ciò che riveste la musica, dal teatro alle attività artistiche e musicali. Quindi siamo qua ancora una volta sensibilizzando questo governo che possa ritornare a pensare che siamo anche noi una struttura portante di questa grossa società che è l'Italia e che vengano tempi migliori nel più breve tempo possibile. Tutto qua. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora, l'Italia metà dovere e metà fortuna, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia! L'Italia che resiste. Grazie. Viva l'Italia del 1° maggio, forza! Coronavirus, dati dei contagi con 3 nuove zone rosse, tra cui Ravanusa, i dati delle vaccinazioni e la richiesta del governatore Musumeci di abbassare il target di età agli under 60. Vediamo. Ottimo il risultato delle vaccinazioni in Sicilia nell'arco dei 3 giorni dell'Open Week. Le somministrazioni complessive tra prima e seconda dose sono state nella nostra isola 90.554. L'Open Day voluto dalla regione siciliana per le fasce over 60 e per i soggetti a elevata fragilità continua a dare una notevole spinta alla campagna vaccinale. Da giovedì 29 aprile a sabato 1 maggio su un totale di 65.118 prime dosi somministrate in Sicilia e 66,52, circa 43.319 dosi hanno riguardato persone rientranti nei target attuali della campagna vaccinale che hanno così deciso di aderire all'Open Day senza una dovuta prenotazione. Nel target 60-69 anni, soggetti senza prenotazione sono state ben il 63,67%,
cioè 13.518 su 21.230 persone. Invece nella fascia dei 70-79 anni il 55,36%, cioè 10.820 su 19.544 di coloro che hanno ricevuto la prima dose dal 29 aprile al 1 maggio lo ha fatto aderendo all'Open Day. E ancora in quella fascia degli over 80 la percentuale senza prenotazione è stata del 73,77%, cioè 5.243 individui su 7.107 totale di coloro che hanno ricevuto la prima dose in quella fascia di età nel fine settimana. Le iniziative intraprese dalla regione siciliana, afferma l'onorevole Nello Musumeci, governatore della Sicilia, per dare una spinta alle vaccinazioni stanno dando i loro frutti. Il trend che rileviamo negli ultimi giorni è decisamente al di sopra dell'obiettivo quotidiano che ci è stato dato. Il traguardo delle 50.000 dosi di somministrazione è più vicino. Se avremo a disposizione le dosi e ci sarà consentito di aprire la campagna vaccinale anche ai cittadini al di sotto dei 60 anni, aggiunge Musumeci, potremo essere in grado di raggiungerlo anche grazie alla rete di operatori e punti vaccinali che il governo regionale sta mettendo in campo su tutto il territorio. Una mobilitazione, conclude Musumeci, che vede anche il coinvolgimento dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle case di cura private, delle aziende e delle associazioni di volontariato. Intanto, a partire dal 2 maggio, il presidente della regione Musumeci ha firmato un'ordinanza di istituzione della zona rossa fino al 12 maggio nel comune diretto da Carmelo D'Angelo, sindaco, cioè Ravanusa. È oltremodo evidente che il 1 maggio il virus non va in letargo, nemmeno in vacanza, ha affermato il sindaco. Auspico un maggiore rigore da parte delle forze dell'ordine. Credo, continua D'Angelo, che non ci siano attenuanti per coloro che non comprendono come i comportamenti sbagliati danneggiano la salute dei più anziani e dei più fragili e non consentono la ripresa giusta e inderogabile delle attività economiche. Ma la prima battaglia, conclude D'Angelo, è quella da vincere e quella culturale. Ma la prima battaglia, conclude D'Angelo, da vincere è quella culturale. Se non comprendiamo il pericolo della pandemia, il problema non lo risolveranno neanche gli eserciti a casa e non in campagna. Intanto arrivano i dati dell'aggiornamento del 2 maggio 2021 relativamente al numero dei tamponi somministrati, che sono stati 219. Il caso dei numeri positivi sono 20, i soggetti ospitalizzati 1, i soggetti assistiti a domicilio 20, quelli guariti 17, deceduti nessuno. I casi che riguardano la nostra città sono 128, quindi Canicattì con 228, Favara con ben 130 casi, Licata con 206, Palma di Montechiaro 121, Porto Empedocle 61, Raffadali 67, Ravanusa 120. I soggetti in degenza subordinaria e subintensiva sono 56. Ad Agrigento i soggetti in degenza ordinaria e subintensiva sono 56, di cui 34 all'ospedale San Giovanni di Dio, 13 all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera e 9 all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Intanto la Sicilia per un'altra settimana ancora, a partire dal 3 maggio, rimarrà in zona arancione con i limiti per le attività commerciali ormai allo stremo. Il rischio è che l'arancione permanga fino al prossimo 16 maggio. Tutto dipende dai numeri dei contagi e la Sicilia purtroppo continua a stare sull'altalena quando sembrano scendere. Ecco una nuova impennata. L'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato nell'isola un indice di trasmissibilità ancora superiore a 1, pertanto si resta arancioni. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno sorpreso 8 ragazzi, tutti di Montallegro, all'interno di un garage nel quale avevano deciso di trascorrere la giornata del 1 maggio. I militari dell'Arma, avvertiti in seguito a rumori e schiamazzi, sono intervenuti e hanno trovato gli 8 in violazione delle ormai note norme anti-Covid assembrati nel magazzino. Tutti sono stati sanzionati con 400 euro e sono stati segnalati alla prefettura di Agrigento quali assuntori, in quanto trovati anche in possesso di alcuni spinelli. Da una parte i furbetti del vaccino, quelli che vogliono saltare la fila, e dall'altra parte
quelli che invece non hanno mai fatto la fila perché non credono che possano essere percepiti come aventi diritto, talmente si sentono invisibili. E quindi serve qualcuno che si occupi di loro. E lo abbiamo fatto noi perché il diritto alla vita e il diritto alla salute non può conoscere distinzione alcuna. La Fondazione Sicilia ci ha messo a disposizione questo prestigioso locale, il commissario per il Covid ha approntato il personale sanitario e infermieristico. In collaborazione con altri enti abbiamo dato alla Sicilia la possibilità di accreditarsi ancora una volta come l'isola della solidarietà concreta. Abbiamo pensato che anche la cultura della solidarietà deve essere motivo di impegno da parte della Fondazione Sicilia, che unitamente alla Regione e al Comune sta facendo una corsa contro il tempo per cercare di vaccinare tutti. Non ci sono marginalità che non possono essere superate. Il segnale di poter fare in un posto dove il bello la fa da padrone, riuscire ad avere questa attenzione per la marginalità e per la fragilità, credo che sia uno degli insegnamenti più belli che questa pandemia ci debba lasciare. Credo che tutto questo è la conferma di come siamo tutti convinti che mascherine e vaccini sono la via maestra per sconfiggere questo terribile male. Incidente stradale mortale ieri alla Playa di Licata. Un 28enne di Licata, Antonio Marotta, è deceduto nel pomeriggio. Lascia moglie e 2 figli. Dalle prime ricostruzioni sembra sia stato un incidente autonomo. Sul posto si sono portati un'ambulanza del 118 di soccorso, una squadra dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Ogni tentativo di salvare lo sfortunato automobilista sarebbe però risultato vano. Le indagini sul grave incidente sono condotte dai carabinieri della compagnia di Licata, guidati dal capitano Francesco Lucarelli. Stritolato dal sistema, costretto a pagare per lavorare, si difende Roberto Satta, responsabile operativo di tecnologie sanitarie, una delle aziende travolte dallo scandalo delle tangenti nella sanità siciliana. Ammette di aver pagato 220.000 euro al mediatore Giuseppe Taibbi, uomo di riferimento, secondo l'accusa, dell'ex manager dell'ASP di Palermo, Antonio Candela. Lo ha fatto, però, così dice, perché ad un certo punto divenne l'unica strada per non perdere l'appalto e ritrovarsi ad affrontare conseguenze catastrofiche per l'azienda. Vittima di concussione si definisce. Certe cose a Milano non esistono, aggiunge Satta in aula rispondendo alle domande di accusa e difesa. Satta aveva chiesto di patteggiare la pena già fissata a 5 anni, ma il giudice per l'udienza preliminare ha respinto l'istanza, non accogliendo la proposta della difesa di riconsiderare la data di commissione del delitto, retrodatandola da maggio 2019 a gennaio dello stesso anno, e cioè prima dell'entrata in vigore della legge Spazza Corrotti, che non prevede la possibilità di espiare la pena con misure alternative alla detenzione in carcere. E così Satta è finito sotto processo con il rito abbreviato assieme ad altri 6 imputati: Fabio Damiani, manager dell'ASP di Trapani ed ex responsabile della centrale unica di committenza che gestiva le gare di appalto a livello regionale; Antonio Candela, per ultimo coordinatore della struttura regionale per l'emergenza Covid-19 ed ex manager dell'ASP di Palermo; Giuseppe Taibbi, imprenditore legato a Candela; Francesco Zanzi, amministratore delegato della Tecnologie Sanitarie SPA; Angelo Montisanti, responsabile operativo per la Sicilia di Siram e amministratore delegato di 6 Energia Scarl; Salvatore Navarra, presidente del Consiglio di amministrazione di PFE SPA, l'imprenditore agrigentino Salvatore Manganaro. Satta racconta di aver subito pressioni da Taibbi, che diceva di parlare a nome di Candela. Uno dei temi del processo è il transito della gara milionaria vinta da Tecnologie Sanitarie per la manutenzione di apparecchiature elettromedicali, dal controllo dell'ASP alla regia della centrale unica di committenza, passaggio che avrebbe consentito maggiori guadagni a Tecnologie Sanitarie. Secondo Satta invece fu un'operazione vantaggiosa per le casse pubbliche e non per l'azienda. Raccomandazioni per i posti di lavoro, segnalazioni di fornitori e richieste di mazzette. Lavorare nella sanità pubblica siciliana comporterebbe tutto ciò. Ad un certo punto Taibbi, incontrato in aeroporto, gli chiese quale fosse il suo riconoscimento economico e lo fissarono in 220.000 euro più IVA.
Satta rivendica la professionalità della sua azienda, leader a livello nazionale, che lavora con l'ASP di Palermo dal 2003 senza aver avuto mai una rimostranza. Alla fine ha ceduto alla concussione, perché a Palermo funziona così. L'esame dell'imputato è ancora all'inizio, alla prossima udienza si addentrerà nei particolari di quel sistema di potere che ha appena accennato, ed era solo lo scorso marzo quando proprio Fabio Damiani ammetteva di aver ricevuto soldi in contanti, ammettendo però che le gare di appalto venivano sempre portate avanti nell'interesse della pubblica amministrazione, come dire, i soldi mica servirono a pilotare le gare. Non ci sarebbe stata dunque corruzione per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio. L'ex responsabile della centrale unica di committenza della regione siciliana, uomo chiave dell'inchiesta della procura di Palermo, raccontò infatti che le nomine dei manager della sanità furono frutto della spartizione politica. L'ex manager dell'ASP di Trapani confermò anche di aver passato notizie che dovevano invece rimanere segrete sui bandi di gara. I soldi che Damiani ammette di aver preso sono 37.000 euro in contanti ed altri 20.000 euro spesi con carte bancomat. In entrambi i casi il denaro proveniva dalle tasche di Salvatore Manganaro, imprenditore agrigentino che, secondo l'accusa, grazie all'amicizia con Damiani avrebbe consentito alla società Siram di aggiudicarsi un appalto da 126 milioni. Violenza sessuale a Campobello di Mazara. Il padre della vittima prima difende il branco. Si è presentato ai carabinieri insieme ai giovani che avrebbero violentato la giovane e ha detto che la figlia era ubriaca e i giovani che l'hanno violentata erano bravi ragazzi. I dettagli nel servizio. La vicenda è quella del recente stupro avvenuto a Campobello di Mazara, vittima una 18enne, ad abusare di lei un branco di almeno 4 ragazzi. A tornare con tono perentorio sull'accaduto è il primo cittadino Giuseppe Castiglione, che tuona contro chi ha sostenuto in verità circa le dichiarazioni rese dal padre della giovane, che ai carabinieri avrebbe detto che la figlia era molto ubriaca ed il branco in fondo era composto da bravi ragazzi. Mi preme divulgare la nota scritta per l'Agi dal giornalista Marco Bova con la mia dichiarazione riguardo il recente grave fatto di cronaca che purtroppo si è verificato nel nostro paese e che sta alimentando atteggiamenti impietosi nei confronti di una famiglia che ha già subito tanto. Così il primo cittadino sui suoi social buttare nella mischia i familiari facendoli passare come favoreggiatori degli stupratori è ignobile, e intendo difendere la mia comunità da questa aggressione che sta finendo per alimentare l'odio sociale nei confronti di una famiglia. Lo disse proprio all'Agi il sindaco di Campobello di Mazara, riferendosi alle ricostruzioni di alcuni media sull'iniziale diffidenza del padre della vittima. Qui si sta facendo un processo di massa, ammette ancora Castiglione, che sicuramente porta documento alla comunità. La magistratura sta già valutando ogni aspetto, continua ancora il primo cittadino nel suo colloquio con Agi, e nel caso di specie si è dovuto perfino scomodare il procuratore di Marsala per chiarire un aspetto che non era necessario neppure riportare, perché riportare notizie che possono indurre ad una valutazione sbagliata non fa onore a chi fa il mestiere con ponderatezza. Infatti il procuratore capo di Marsala, Vincenzo Pantaleo, aveva chiarito che dopo un iniziale momento di incredulità dovuto all'estrema gravità del fatto denunciato, il genitore della persona offesa si è mostrato solidale nei confronti della figlia e ha collaborato con gli inquirenti ai fini dell'accertamento della verità. La circostanza indicata dalla procura riguarda l'approccio del padre della vittima, ipovedente, che il giorno seguente all'episodio ed alcune ore dopo la denuncia della figlia si è diretto alla stazione dei carabinieri di Campobello di Mazara accompagnato dai 4 ragazzini presenti la notte della violenza sessuale e indicati nel primissimo interrogatorio della vittima. Davanti al piantone, si legge nell'ordinanza del GIP Riccardo Alcamo, il padre aveva riferito che gli stessi fossero bravi ragazzi e che le ferite alle braccia subite dalla figlia sarebbero state procurate dal tentativo dei ragazzi di riportarla a casa. Quando l'uomo è stato interrogato dai carabinieri titolari dell'indagine, ha ricostruito l'intera vicenda senza alcuna remora. Altrettanto ha fatto il fratello della ragazza. Questo lunedì, nel frattempo, al GIP di Marsala, Riccardo Alcamo
ascolterà i 4 arrestati per l'interrogatorio di garanzia. Nella vicenda inoltre è coinvolto un minorenne, per cui i magistrati stanno procedendo separatamente. Sono costernato di tutto quello che sta accadendo, sia sui social che sulla stampa, conclude ancora il sindaco Giuseppe Castiglione. La famiglia è vicina alla ragazza che in questi giorni sta subendo un'ulteriore violenza per tutto ciò che sta accadendo e non è giusto per una 18enne vittima di un ulteriore linciaggio. A fronte dell'impennata di sbarchi di migranti a Lampedusa, il sindaco Totò Martello ha scritto una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Così Martello si è rivolto a Draghi. La sensazione è che nell'ultimo periodo sia cambiata nuovamente la rotta migratoria. A Lampedusa, più che barchini di tunisini, stanno arrivando barconi carichi di migranti provenienti dalle coste libiche. Siamo preoccupati con la stagione estiva, temiamo arrivi in massa. Al premier Draghi dico: ti ricordo che Lampedusa è la frontiera d'Europa, conclude Martello. L'ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, Vincenzo Raffo, è il nuovo commissario straordinario della provincia di Agrigento, nominato dall'assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto d'intesa con il presidente Musumeci. L'incarico è stato assegnato nelle more dell'insediamento degli organi elettivi e comunque non oltre il prossimo 15 settembre. Le province sono commissariate da 8 anni. Raffo subentra ad Alberto Di Pisa, che lo scorso mese di febbraio è stato confermato nella carica per la 5ª volta fino al 30 aprile scorso. Alfonso Cimino, presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, è stato nominato componente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica dall'assessore regionale al territorio e ambiente Salvatore Cordaro. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento è stato nominato componente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica ex CRU, istituito dall'assessore regionale al territorio e ambiente onorevole Salvatore Cordaro per il quadriennio che va dal 2021 al 2025. Il prestigioso incarico è stato affidato con decreto 69 del 28 aprile ai sensi della legge regionale 19/2020 del 14 agosto 2020 sulla base della terna proposta dalla Consulta regionale degli architetti e delle sue esperienze professionali. La nomina è il riconoscimento dell'architetto Cimino per l'impegno profuso nello svolgimento del proprio ruolo di presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia regionale di Agrigento e di componente della Consulta regionale degli architetti siciliani. Sì, è una nomina che mi orgoglisce tanto, frutto di una terna voluta dalla Consulta regionale degli architetti, sulla base anche delle mie esperienze professionali. L'assessore Cordaro ha posto la sua fiducia sulla mia persona. Un grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni come Ordine degli Architetti proprio sugli strumenti urbanistici. In questo comitato avremo l'occasione di parlare della nuova norma urbanistica regionale che dopo 40 anni e oltre sta muovendo i suoi primi passi. Il ruolo sarà quello di poter sollecitare anche tutte le amministrazioni nel riordino dei nostri strumenti urbanistici, del nostro territorio, nella strada del consumo suolo zero, ma soprattutto nella strada di voler valorizzare il territorio siciliano. Quindi fattivamente ci sarà una ricaduta anche in termini economici e occupazionali? La ricaduta è soprattutto negli strumenti urbanistici che quando vengono approvati costituiscono il vero volano dell'economia siciliana. Noi sappiamo benissimo che nonostante la Sicilia sia ricca di un patrimonio naturale, ambientale ma culturale che non ha uguali nel mondo, l'economia viene trainata dal settore dell'edilizia. Il settore dell'edilizia può essere trainato nella misura in cui noi andiamo a valorizzare i nostri centri storici, andiamo a valorizzare le nostre città, delle città che devono essere più resilienti rispetto a come sono state progettate fino adesso, e questo è l'indirizzo che bisognerà dare nel futuro del territorio siciliano. L'assessore comunale di Agrigento Vincenzo Vaccaro comunica che è stata ripristinata la videosorveglianza su San Leone, dal molo lungo Viale Falcone Borsellino fino a Piazzale Giglia. Lo stesso Vaccaro commenta: si tratta di un altro tassello che assieme al sindaco Miccichè e gli uffici preposti abbiamo portato a termine e che andrà a incidere positivamente sulla sicurezza degli agrigentini, soprattutto nell'imminente fase estiva.
L'operatività di questo impianto, come quelli collocati in altre zone della città, è un deterrente che alza il livello di sicurezza. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. A Messina al via il biglietto unico per i mezzi pubblici, i dettagli nel servizio. Sarà valido per 1 ora e 40 minuti al costo di 2 euro, permetterà di muoversi su bus e tram dell'azienda dei trasporti ATM e sui mezzi di Trenitalia. Sono queste le caratteristiche del biglietto unico per il trasporto pubblico a Messina, grazie a un'intesa fra Regione Siciliana, Trenitalia, Comune di Messina e ATM. La presentazione è avvenuta con una corsa dalla stazione ferroviaria di Giampilieri sino a Messina Centrale. Dal prossimo mese di giugno e per tutto l'anno Trenitalia, d'accordo con Regione Siciliana, potenzierà questo tratto con altre 5 coppie di treni. Oggi si parte da Messina per creare questo biglietto unico che unirà la metroferrovia, unirà il tram e unirà la gomma assieme al Comune di Messina, assieme all'ATM e assieme soprattutto a Trenitalia, che vorrei ringraziare per la disponibilità che ha sempre dimostrato in tutti questi anni, soprattutto nell'efficientamento del servizio su ferro. Bene, creiamo questa mobilità integrata e creiamo un grande servizio con un grande risparmio per i cittadini. Vorrei ad esempio sottolineare il fatto che mentre prima da Giampilieri sino a Messina il costo del biglietto era 2,10 euro, oggi diventa 1,50 euro. Abbiamo creato il biglietto unico che sarà per 100 minuti di appena 2 euro, cioè in 100 minuti possiamo utilizzare in maniera disinvolta il ferro, la gomma e il tram. In più abbiamo creato un biglietto unico mensile che costerà 55 euro e con questo biglietto in un mese si potrà utilizzare il ferro, si potrà utilizzare il tram e si potranno utilizzare i bus dell'ATM. Questo con una grande diciamo così, occasione che diamo a tutti i cittadini di Messina e non solo. Ce l'abbiamo fatto, un percorso che dura, come sapete, ormai ininterrottamente dal 2018 e peraltro era uno dei nostri cavalli di battaglia della campagna elettorale che abbiamo portato a termine. Sicuramente il sistema va integrato con tutto il resto della mobilità. In questo momento stiamo ragionando sul PGTU, come sapete, e sul PUMS, che tenderanno di fare sistema su tutta quella che poi è la strategia sulla mobilità messinese. E io aggiungerei a tutto questo i parcheggi di interscambio che sono parte integrante di questa visione complessiva e quindi andiamo a mettere le varie tessere che ci consentiranno piano piano di vedere una città messinese sempre più sostenibile e sempre più green. Calcio eccellenza è finita con un pareggio la gara Akragas-Misilmeri. Carmelo Lentini. L'Akragas si inceppa all'Esseneto, complice un Don Carlo Misilmeri bene organizzato e sempre pronto a colpire. È stata una partita che, iniziata male, poteva anche finire peggio, se in 2 circostanze 2 traverse del palermitano Accetta non avessero respinto il pallone. Al 7° comunque Don Carlo Misilmeri in vantaggio dagli 11 metri con Lucera per un atterramento di Daleo da parte dell'ingenuo difensore di casa Baio. L'Akragas rimane in balia degli ospiti che, approfittando dello sbandamento avversario al 28°, come abbiamo detto prima, colpiscono i legni della porta di Compagno. Un minuto più tardi, sempre il portierone biancazzurro interviene in uscita su tiro ravvicinato di Carioto. Lentamente la squadra di Gaetano si riorganizza dopo qualche tentativo, ecco che al 40° acciuffa il pari con Sicurella, il quale sfrutta bene l'assist di Fricano. Nel secondo tempo un paio di cambi immediati, CR e La Spina per Cipolla e Baio, e l'Akragas passa in vantaggio dopo un paio di minuti. Spinelli si presenta in mischia e trova il corridoio giusto per infilare il portiere Zummo. Si pregusta la vittoria sino al 90°, ma un minuto più tardi un gran tiro del nuovo entrato Sanyong fa tornare il sorriso alla squadra del tecnico Angelo Tomasello. Per quanto riguarda le altre gare del girone A di eccellenza, gol a raffica ed espulsione a go-go. Dopo la 5ª giornata svettano in classifica a vele spiegate Mazzara e San Cataldese. I canarini espugnano 0-2 con i gol di Montalbano e Guaina il campo del Marineo. Il portiere del Marineo, Avarello, aveva anche parato un gol nel rigore a Cortese.
La San Cataldese ha battuto 2-1 il Canicattì con una doppietta di Torrigrossa, mentre il momentaneo pareggio dei biancorossi l'aveva realizzato Erbini. Da notare che Azzara ha sbagliato un rigore, ma ci sono da sottolineare 4 espulsioni, 2 per parte, Calabrese e Saetta per i padroni di casa, ed Angelo Caronia e Raimondi per quanto riguarda la squadra biancorossa. Un gol sul rigore di Campanaro regala alla Nissa la vittoria sulla Folgore. Il Cussi Palermo invece travolge a domicilio il Mazzara per 0-4 grazie ai gol di Monti, Russo, Federico e Nuccio. In classifica generale Mazzara e San Cataldese, come abbiamo detto prima, si ritrovano in vetta con 13 punti. Segue la Nissa con 10, mentre l'Acragas rimane in quarta posizione con 8. Più sotto, a quota 7, Don Carlo Misilmeri e Cus Palermo, quest'ultimo prossimo avversario dell'Acragas nell'anticipo del sabato, mentre si staccano a 4 punti Canicattì e Folgore. Rimangono a 0 invece Marsala ed Oratorio Marineo. No, non sono deluso affatto, perché comunque sapevamo che la partita sarebbe stata così difficile per come poi si è dimostrata. Siamo andati in svantaggio e siamo stati bravi e cattivi comunque a ribaltarla, e poi però secondo me abbiamo sbagliato qualcosa nella gestione della partita, perché comunque sia una squadra che ha gente esperta in campo, magari fino all'ultimo l'avrebbe potuta gestire in maniera più da esperti. Però voglio dire, non gli si può rimproverare nulla ai ragazzi, perché comunque in una settimana hanno fatto 3 partite intense dove hanno speso tanto, quindi anche oggi credo che abbiano fatto una buona partita sotto l'aspetto nervoso proprio, quindi c'è da fargli i complimenti soltanto. Poi ripeto, ci sono anche gli avversari a cui vanno fatti i complimenti, perché sono venuti qui, hanno provato a giocare, così come avevamo detto alla vigilia, quindi ciò dimostra che quello che abbiamo visto comunque nello studio della partita poi realmente è stato così. Dispiace per il gol preso alla fine, ma forse dispiace di più per il gol non fatto, il terzo, e quindi si poteva chiudere la partita prima. Se l'avessimo chiusa probabilmente, anche se prendi gol poi al 93esimo, magari risulta poi indolore, però oggi ti dice che ti ha tirato via 2 punti, ma va bene, andiamo avanti nel nostro percorso con questa umiltà, con questa voglia, e speriamo di recuperare comunque tutti quanti e averli a disposizione. Il Misilmeri esce a testa altissima dalla sfida contro l'Acragas all'Esseneto. Che valore ha per voi questo pareggio, questo punto? Ma è un punto importantissimo, al di là del peso del punto è importante per il morale, perché la squadra si stava creando un'atmosfera un po' sinceramente particolare. Siamo imbattuti, però avevamo perso dei punti per strada nei finali, sia col Marineo al 95esimo, col Mazzara abbiamo avuto la palla per chiuderla del 3-1 e non è successo, quindi si stava creando qualcosa che non mi piaceva da un punto di vista della testa, per cui la squadra aveva bisogno proprio di questo, cioè di portare a casa anche nel finale qualcosa, anche perché era strameritato, devo dire. La squadra ha fatto un primo tempo perfetto dove potevamo avere anche il doppio vantaggio, ed si è chiuso sull'1-1. Poi nel secondo tempo immediatamente quella distrazione abbiamo preso il 2-1 e sembrava che stavamo vivendo l'ennesima beffa. Fortunatamente non è andata così e sono contento per questo gruppo, per i ragazzi, perché meritano assolutamente questa soddisfazione per come lavorano tutta la settimana. Possiamo parlare alla fine di pareggio giusto? Sì, io ritengo che alla fine è giusto, anche se il computo delle occasioni devo dire che abbiamo qualcosa da recriminare noi, soprattutto per quanto riguarda il primo tempo, ripeto. Però va bene, siamo contentissimi di questo risultato e del giusto premio per l'impegno del mio gruppo. Dove vuole e dove può arrivare questo Misilmeri? Il Misilmeri deve lottare per arrivare nelle prime 6 e poi nelle partite secche giocarsela con tutti. Anche oggi abbiamo dimostrato che ce la siamo giocate al cospetto dell'Acragas, per cui questo è il nostro obiettivo e speriamo di Basket, la Fortitudo batte Varese imponendosi con il punteggio di 88-69. I biancazzurri vincono una partita bella e combattuta. Agrigento chiude la regular season al secondo posto e punta ai playoff.
Terzo docu-video in preparazione alla beatificazione di Rosario Livatino dal titolo Il Credente. Vediamo. Livatino usava ogni anno delle piccolissime, minuscole agendine e in terza di copertina normalmente metteva queste 3 parole, queste 3 lettere, STD. Quando viene ritrovata l'agenda nel 90, gli inquirenti pensano subito che il magistrato voglia fare riferimento a una particolare pista che potrebbe ricondurre i mandanti. In realtà la minuta della sua tesi di laurea mostra quell'acronimo scritto per esteso, sub tutela dei. Il mettersi sub tutela di qualcuno o di un santo, più frequentemente della sede apostolica, della Santa Madre di Dio. Questa è una formula classica. In genere sono testi di profughi, cioè di persone che sentono la persecuzione e capiscono che l'unico loro aiuto è Dio, l'unico loro aiuto è il Signore. Quindi la frase è un atto di affidamento. Rosario giornalmente parcheggiava la sua autovettura davanti il tribunale e raggiungeva la chiesa. Noi non ce ne siamo accorti di questa sua abitudine religiosa di raccogliersi in preghiera prima di iniziare la sua giornata. Come tante altre cose abbiamo scoperto questa sua pratica solamente alla morte, perché il titolare del santuario della parrocchia si ricordò in una sua testimonianza di questo giovane magistrato in preghiera che ogni giorno si inginocchiava negli ultimi banchi della chiesa in raccoglimento. Non c'è separazione tra fede e vita. Egli non intende la sua professione di magistrato estranea a tutto quello che ha vissuto durante la sua adolescenza, nella formazione cristiana, nella partecipazione alla vita della Chiesa, nella sua vita di preghiera, non lo ritiene estranea. Rosario aveva la spina del suo cuore inserita nella presa del cuore di Dio. E questo è importante, no? Perché di là riceveva la luce. Nelle agendine si legge una espressione: oggi vedo nero nel mio futuro, che Dio mi perdoni, qualcosa si è spezzato, Dio avrà pietà di me e la via mi mostrerà. Succede che quasi certamente lui ha subito un'intimidazione, come quella che quasi tutti i giudici che trattavano processi in quell'epoca hanno avuto a dismisura. E la viltà era che la minaccia era stata rivolta ai suoi genitori. È come se non si sentisse più idoneo e vede dei comportamenti all'interno dell'ordine giudiziario che non sempre sono consoni al giuramento prestato, però sempre nelle sue agende fa riferimento appunto a Dio, chiede sempre perdono a Dio, non fa altro che chiedere perdono a Dio e non fa altro che augurarsi che il Signore possa in qualche modo aiutarlo a ricomporre quei pezzi, come descrive lui stesso, che dentro di lui sono ormai spezzati. Avrebbe potuto certamente chiedere di occupare un posto meno impegnativo, meno esposto in quel periodo, chiedendo ad esempio di passare alla sezione civile. Però ha voluto rimanere sempre al suo posto
perché qui il Signore l'aveva chiamato appunto a svolgere questo importantissimo compito, che è quello di rendere giustizia, come lui amava ripetere nelle sue conferenze. Ora non voglio esagerare, ma quella scrivania era la continuazione dell'altare, no, perché era là che viveva il suo sacrificio quotidiano, il suo farsi pane spezzato. E come quando vado in chiesa sento lo sguardo di Dio, anche in quell'ufficio attraverso lui arrivava lo sguardo di Dio, anche sul cattivo di turno. Lui è un cristiano, ma è un cristiano che tende alla perfezione. In lui c'è l'incontro con Cristo, che cambia totalmente la sua vita. E ovviamente quindi tutto acquista una dimensione che diventa sublime. Santi si diventa attraverso un cammino che talvolta è una corsa ad ostacoli. La vita cristiana perfetta non consiste nella pace del chiostro, non consiste nella moltiplicazione di orazioni, eccetera, ma la vita perfetta consiste nel combattimento. E che Livatino abbia vissuto nel cammino della sua vita umana e cristiana, che abbia attraversato questi momenti, diremmo, è nel ritmo della santità. Proprio qui consiste in qualche maniera la fedeltà del quotidiano. Quando pensi a Livatino è un uomo che ha vissuto la sua povertà, non è che diceva io sono, io faccio, tu non sai chi sono io. Era il povero di spirito, era l'uomo che ha dovuto soffrire anche, perché il timore che altri potessero ricevere del male causa sua. È stato un uomo che ha saputo guardare lontano perché aveva gli occhi puliti. Io se devo pensare a Livatino, penso a lui come beati miti, perché era un uomo mite e l'uomo mite possiederà la terra. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.